Nuovamente collegati con Ore7 per questa ultima parte, dedicata anche all'ospite del giorno. Abbiamo in collegamento via Skype Luca Sut, deputato del Movimento 5 Stelle, col quale vogliamo anche parlare di quanto accaduto della stagione ferma e probabilmente fermerà per sempre per quanto riguarda la montagna. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io riprendo su anche le parole che trovo sul Messaggero di oggi, un'intervista all'assessore regionale Bini, che dice che è assurdo che le regioni vengano a conoscenza del blocco degli impianti da un'agenzia di stampa. È allucinante che il CTS, in possesso dei dati da martedì, abbia aspettato fino a sabato per comunicare al ministro Roberto Speranza le sue analisi. Soltanto 8 giorni fa lo stesso CTS aveva dato il via libera a un regolamento molto stringente in fatto di linee guida. Né Bini né Fedriga attaccano direttamente in questo caso Speranza, probabilmente perché anche ci sono degli interessi all'interno del governo. Sappiamo che un po' siete tutti insieme tranne Fratelli d'Italia in questo momento, però si scatenano contro il CTS. Secondo lei si poteva e si doveva far meglio nella comunicazione? Questo mi sento di dire che sicuramente, insomma, è stato un colpo per tutto il settore, appunto perché questa notizia è arrivata all'ultimo. Sicuramente c'è qualcosa da migliorare, questo è da ammetterlo, però diciamo che per questo settore noi ci eravamo mossi per tempo perché avevamo incontrato come Movimento 5 Stelle anche regionale tutti gli attori, insomma i settori interessati dalla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, dai maestri di sci, dagli albergatori, per cercare di capire quale poteva essere la misura necessaria per poterli aiutare, al di là se la stagione si riaprisse o meno. E tutto questo si doveva tradurre appunto nelle misure che dovevano essere riportate nel cosiddetto decreto ristori quinques, che purtroppo è rimasto bloccato sicuramente non per colpa nostra, ma per quella persona che ha voluto far cadere il governo Conte 2, sto parlando di Beh, Matteo lo Renzi, citi allora, perché perché immagino che sia Renzi. sì, Dica sì, nome e certo, è Matteo cognome. Renzi che ha voluto. Sì, 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 lo diciamo, insomma, Sì. senza problemi. Ricordo che questo decreto che dovrà essere emanato il prima possibile, e utilizzerà i 32 miliardi che sono stati messi a disposizione tramite lo scostamento di bilancio che abbiamo votato a gennaio. Quindi siamo più di un mese di ritardo. Lì ci dovevano appunto essere dentro tutto quello che abbiamo previsto per aiutare questo settore, in primis dai cosiddetti ristori. Quindi adesso dico il ministro Garavaglia, muoviamoci per portare questi soldi a questo settore che purtroppo, riaprendo il 5 marzo, ormai si può dire che la stagione possa essere ormai chiusa, purtroppo. Sì, Quindi più che perdere tempo a dare colpe al ministro Speranza, o come ha detto ieri su Facebook, mi sembra di aver letto l'assessore Bini, che è colpa del governo precedente, più che perdere in queste sterili polemiche che non servono a nulla, direi di muoversi e andare avanti con questo decreto, e anche la regione faccia la sua parte. Quindi piuttosto che perdere tempo a fare polemiche inutili su Facebook, di darsi una mossa. sì, probabilmente però anche una comunicazione va fatta in maniera, va ottimizzata, non si può trovare. Come ho detto, questo sicuramente è un Sì. punto che va migliorato e che porteremo, insomma, anche la nostra voce al ministro Speranza per questo problema. E l'abbiamo comunque già iniziato a fare ieri. Quando sente anche Ricciardi, che è il consigliere della sanità, che dice ci vuole un nuovo lockdown, lei è titubante, è a favore di questo nuovo lockdown per la questione varianti? C'è la paura che ci sia un'impennata del Guardi, 50% nei prossimi giorni. io penso che ognuno debba fare il proprio lavoro per la propria esperienza. Il consigliere Ricciardi è un tecnico che si occupa appunto di questa materia, e la preoccupazione che c'è adesso è principalmente data che queste nuove varianti del Covid possano girare troppo nel nostro paese. Quindi se necessario dobbiamo chiederlo prima di tutto, appunto, approfondire con i tecnici
e dovrà farlo il Ministero della Sanità, in particolare Speranza, appunto con i tecnici del Comitato Tecnico Scientifico, e poi dovrà essere giustamente presa una posizione anche politica. Io non mi sento di dire al momento, non essendo un tecnico, se è necessario o meno, però i dati penso che siano chiari Sì. e la decisione dovrà essere presa, insomma. Sì, va detto che Ricciardi comunque da ottobre che lo dice un giorno sì, un giorno anche di fare il lockdown. Ecco, Chiaro, per questo, sì, per questo ho detto che poi ci vuole comunque una decisione politica, e questa va presa certo. dal Ministro Sì, sì, Speranza certo. e dal governo tutto, insomma, anche dal nuovo Presidente Draghi. Senta, io ho avuto la possibilità di intervistarla anche sabato per il telegiornale. Lei aveva detto che era un po' rammareggiato per le nomine che sono avvenute nel governo. Si sente tuttora con questo stato d'animo, con 3 giorni di distanza? Quali sarebbero queste nomine che l'hanno amareggiato alla fine? L'amarezza che c'è stata è stato il primo sentimento più o meno di tutti noi, ed è chiaro che poi a mente calda, insomma, questa è stata la prima sensazione, ma diciamo sì, però scusi Sud, però non è che potevate pensare di avere tutti i ministri vostri, no, visto che bisognava centellinare i vari nomi, no? Ha usato il manuale Cencelli alla fine, Draghi, quindi anche Forza Italia doveva entrare, magari con nomi che risalgono al 2008. Per questo ho detto che quella è stata sicuramente una reazione non a mente fredda. È chiaro che essendo questa nuova maggioranza più estesa, ed è chiaro che la suddivisione, insomma, dei ministeri va fatta con tutte le forze politiche, ma comunque sottolineo che il Movimento 5 Stelle ha il numero più grande di ministeri, che sono 4, con i 4 ministri nostri, più 2 tecnici che comunque sono stati indicati al Presidente Conte dal nostro garante Beppe Grillo, ed è chiaro che l'amarezza personale, insomma, perché ho detto che è stata un'amarezza più che altro personale, è vedere alcune persone come Giorgetti al Mise, che comunque ricordo che è un ministero che verrà depotenziato, perché tutto quello che riguarda la parte energetica viene spostato in questo nuovo, tra virgolette, nuovo Ministero della Transizione Ecologica, e il commercio estero era già stato spostato nel Conte 2 dal Mise al Ministero degli Esteri, per cui sì, il Mise risulta sicuramente depotenziato. La figura di Giorgetti, che purtroppo, sono sincero, insomma, non mi piace come figura in quel ministero, ma come componente capogruppo della Commissione Attività Produttive avrò modo di lavorare anche, sì, insomma, anche con il ministro. Sì, avrebbe preferito avere Patuanelli, ho già capito. Come? Avrebbe preferito avere Patuanelli. Questo sicuramente, insomma, come sia come componente del movimento, sia anche come persona che conosco molto bene e che conosco le qualità. Velocissimo. Però sono sicuro che riuscirà a dare lavorare altrettanto bene anche il Ministero dell'Agricoltura. Velocissimo, le chiedo solo se chiede o spera, insomma, che ci siano tra i sottosegretari più nuovi del Movimento 5 Stelle o anche più donne, visto che si parlava anche che le donne sono state un po' snobbate in questo governo. Sicuramente la direzione che si stanno utilizzando, i nostri gruppi per indicare i sottosegretari, sono appunto quello di dare comunque spazio anche alle donne e anche a persone che vengono dal meridione, per questo, anche per rispondere, insomma, alla critica che c'è stata al fatto che ci sono molti ministri del nord. Ma al di là di questo, che sia donne o che sia sud, io sottolineo che ci vogliono persone di competenza che sappiano fare il proprio lavoro. Va bene, grazie Sud per essere venuto alla nostra trasmissione, buona giornata. Sia poi buona giornata.